Abbiamo raccolto stamattina, prima della trasmissione in diretta, abbiamo raccolto la testimonianza dei Soberaiu Maiori del gremio di San Giovanni, Nando Faedda, e sarebbe Soberaiu e Gascia, anzi è Soberaiu e Gascia dello stesso gremio, ma quest'anno Maurizio Casu è stato nominato Cumponidori dello stesso gremio. Non ci sarà Sartiglia, lo sappiamo, non torniamo su tutte quelle che sono state le discussioni, sì, no, vestizione sì, benedizione no, eccetera, però a Nando oggi è una domanda, è doveroso fargliela. Qual è il tuo stato d'animo, Presidente? Anime guarda un fosso. Traduci. Vuol dire che mi sento come un cavallo che cade in un fosso e ha grandi difficoltà a rialzarsi. Quindi... Questo è lo stato d'animo attuale di oggi, di uno che si trova spogliato di tutte quelle cose che poteva essere fatte e che purtroppo, causa di forza maggiore, sappiamo per che cosa, non sono state fatte. Certo, non entriamo nel merito di quelle che sono le scelte obbligate naturalmente per via di questa situazione pandemica, sanitaria, di emergenza eccetera, però voi i vostri atti, diciamo così, li avete fatti partendo già dal giorno della Candelora. Perfetto, noi la Candelora l'abbiamo fatta normalmente, naturalmente rispettando quelle che erano le prescrizioni anche ecclesiastiche in quel senso, perché si trattava di una manifestazione prettamente religiosa, ma nella stessa manifestazione io con il Sugum Poidori, naturalmente, io ho dato l'investitura al Sugum Poidori, anche se non era una cosa ufficiale, ma era una cosa fatta internosso. Bene, grazie Presidente. Adesso Maurizio, che è il protagonista, sarebbe il re di una giornata, come noi lo abbiamo sempre definito negli anni, il Sugum Ponidori, il re di una giostra, comunque sicuramente il mantenidore, insomma chiamiamolo un po' come vogliamo, in tutte, anche con la lingua spagnola. Il tuo stato d'animo di oggi, Maurizio? Certo che è una giornata un po' difficile, sarà una lunga giornata questa, e la doppia valenza mia di Cumponidori e anche di Soberaiu mi fa sentire tutto il peso di una giornata particolare. Di primo mattino ci siamo recati in chiesa a San Giovanni ad accendere quella candela come tutti gli anni, chiedendo la benedizione per tutto il gremio, per tutti i cavalieri e per tutta la città di Oristano, quindi quegli atti intimi a cui ho sempre fatto riferimento non sono mancati e continueranno a non mancare in questa giornata, che è comunque dedicata alla Sartiglia e al gremio dei contadini di San Giovanni. Certo, anche la città sta vivendo in questo momento, immagino il vostro stesso stato d'animo, come noi, anche io che sono dall'altra parte del microfono, però anche voi, come dicevamo col Presidente, avete dovuto, non è una costrizione, sicuramente è una convinzione, una cosa fatta con convinzione, mantenere, in quanto depositari della tradizione, avete voluto e dovuto mantenere questa tradizione. Esatto, dovuto. Teniamo presente che il gremio ha un dovere importante nei confronti della Sartiglia. La storia già nel Settecento gli ha assegnato un ruolo da protagonisti ai gremianti. I contadini correvano alla stella, noi abbiamo la corsa della stella proprio legata al gremio dei contadini dei primissimi anni del Settecento. E ancora una volta poi la storia, alla fine del Settecento, primi dell'Ottocento, ha voluto assegnare addirittura al gremio dei contadini e anche al gremio dei falegnami il dovere di doverla tramandare come depositari storici di questa manifestazione. Quindi questo dovere deve essere fatto salvo e deve essere tenuta a mente da tutti, questa prerogativa dei gremianti, che non possono certo esimersi da portare avanti questa tradizione. Ci sono dei legati che segnano questo legame indissolubile tra il gremio e la giostra, e quindi il dovere il gremio lo porterà avanti per quanto esiste come istituzione. Ecco, a questo proposito tu ti sei avvicinato alla Sartiglia non soltanto adesso come cavaliere, protagonista, quindi facente parte anche del gremio attualmente e quindi anche con un incarico importante, ma anche hai vissuto la storia, nel senso che hai studiato la storia e hai parlato di un legato, ci sono dei lasciti, si parlava, io ricordo quando nel 1982 abbiamo iniziato a parlare di Sartiglia, si parlava di un Cungiau de sa Sartiglia, un po' sparita questa tradizione, questo punto di vista. Ma sì, però diciamo che agli addetti ai lavori è nota la cosa.
Diciamo che questa passione per la ricerca io l'ho condivisa da ragazzino, molti magari ricorderanno la Commissione Cultura del Gremio dei Contadini, con me c'era Francesco Vino, c'era Andrea Sanna, pian piano abbiamo coinvolto altre figure come Ilaria Urgu, l'archivista paleografa del Comune di Oristano, e abbiamo fatto dei grandi passi, dei passi importantissimi nella storia degli studi della Sartiglia. Recentemente noi siamo stati in grado anche di individuare la localizzazione di questo chiuso detto del canonico Dessì, che è strettamente legato a questo legato che ha ricevuto il gremio. Non solo, in questa giornata di Sartiglia possiamo dare anche un'altra novità. Lo studioso oristanese Gigi Piredda, uno dei massimi esperti dell'Ottocento sardo, non solo oristanese, ha rinvenuto un'attestazione di una proprietà in via Vini Regum, una casetta, i cui proprietari erano Gremio dei Contadini e Gremio dei Falegnami. Cosa ci fa questa comune proprietà di questi due gremi a metà Ottocento? Ecco, stiamo continuando ad aggiungere tasselli in favore di questo lascito, di questo legato che probabilmente vuole i due gremi portatori, in qualche modo coloro che tramanderanno per sempre la Sartiglia. Dove si trova Sugungiau de sa Sartiglia? Allora, quello che attualmente noi individuiamo come Sugungiau de sa Sartiglia è in località Ispasturas, è un chiuso che tuttora il gremio lavora, ma noi dobbiamo dire che nella sua prima origine il chiuso detto del canonico Dessì, quindi Sugungiau de sa Sartiglia, si trovava da un'altra parte, perché nel 1883 il gremio dei contadini ha fatto una permuta, ha ceduto il chiuso detto del canonico Dessì, che si trovava attualmente, dobbiamo dire, nell'area dove c'è il CRAI, dove c'è il bowling, dove probabilmente gli oristanesi ricordano la scuderia dei Cozzoli, perché il nonno dell'attuale presidente dell'istituzione Sartiglia, Mameli, la famiglia Mameli, è stata la famiglia che ha fatto la permuta col gremio dei contadini, cedendo quello che attualmente noi individuiamo come Sugungiau de sa Sartiglia, con il chiuso detto del canonico Dessì, che si trovava esattamente in quella posizione. Grazie Maurizio per queste belle informazioni. Concludiamo con il Presidente. Allora, come sarà la tua giornata oggi, domenica 14 di febbraio 2021? Nando. L'abbiamo iniziata su Pomidori, nonché mio, non dico collaboratore, ma l'altra figura principale di Operai e Gascia del gremio dei contadini. Siamo stati assieme da stamattina, penso che staremo assieme tutti i giorni e insieme faremo quello che riteniamo opportuno che venga fatto per onorare questo momento particolarissimo. Faremo tutto il possibile, cioè non tralasceremo assolutamente nulla nel ricordo, negli atti, anche se simbolici, però sarà un ricordo indelebile che resterà nella mente sia del Compomidori sia del Presidente, questo è sicuro. E brinderemo con la vernaccia. Questo ve lo posso già dire, che sicuramente quella vernaccia che io del 1964 avevo lasciato per brindare oggi con Sugon Pomidori nella vestizione pubblica è la stessa vernaccia con cui brinderò oggi con Sugon Pomidori in occasione di questo momento particolare, anche se un momento diverso, completamente diverso da quello che si sarebbe voluto fare. E a proposito di vernaccia, non dimenticherò mai che nel 2008, quando fosti soberaio a casa tua, subito dopo l'intervista, mi facessi assaggiare una vernaccia, probabilmente sei un cultore della vernaccia, una vernaccia stravecchia, diversa, di molti anni, insomma, buonissima, ce li hai ancora queste bottiglie? E quella che berremo oggi è della stessa partita identica di quella che tu bevesti il giorno che io ti offrì nel 2008. È una vernaccia stravecchia, è una vernaccia del 1964 esattamente, regalatami da un amico perché sa che io sono un cultore della buona vernaccia. Mia moglie è di Solarussa, noi siamo oristanesi, a casa mia la vernaccia è sempre stato il vino, cioè posso dire che addirittura pasteggiavamo con la vernaccia, tanto era comune nella nostra tavola, ma questo è qualcosa di eccezionale, ce ne sono poche ormai di cose di questo tipo, anche perché
non potrebbero essere immesse sul mercato perché costerebbero tanti di quei soldi che nessuno se lo potrebbe permettere. Immagino. Allora, a Trusan Numellus, e stavolta è proprio il caso di dirlo, grazie davvero per la vostra disponibilità in questa giornata importante, però manteniamo sempre l'ottimismo perché bisogna continuare ad andare avanti. Grazie Nando. Grazie Deo Bollara. Grazie. Grazie Gianni, Deo Bolla, da Trusannus.